Fattura una volta era roba da streghe, poi è diventata una faccenda fiscale, oggi è una questione digitale. Le fatture elettroniche sono obbligatorie dal 1 gennaio del 2019. Dall'inizio dell'anno in Veneto ne sono state emesse la bellezza di 12.153.873, un numero enorme che vale il quarto posto a livello nazionale. In Italia hanno fatto meglio solo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. Vicenza, a livello regionale, è quarta con 2.064.524 fatture elettroniche, dopo Verona, Padova e Treviso. Ma se dai numeri passiamo alle valutazioni, non possiamo non raccogliere l'appello di una piccola commerciante del centro storico di Vicenza. Io sono una piccola attività in centro a Vicenza e così come me tanti altri hanno riscontrato una problematica sulla fatturazione elettronica. Questo per noi piccoli commercianti che cosa comporta? Un ulteriore aggravio di spese, di burocrazia difficile da sopportare. In effetti per le piccole attività commerciali a conduzione singola la fattura elettronica porterebbe un aggravio del 20% all'anno sul costo di gestione dell'attività. Ma non finisce qui, no, perché presto i commercianti dovranno pure cambiare il registro di cassa. La normativa per l'anno prossimo prevede che tutti i commercianti devono acquistare un nuovo registratore di cassa collegato all'Agenzia delle Entrate tramite Wi-Fi. Questo cosa comporta? Comporta ulteriori aggravi di spesi, ulteriori oneri, ulteriore burocrazia, ulteriori problematiche. In questo momento di crisi, di difficoltà, noi commercianti non abbiamo bisogno di questo, noi commercianti dobbiamo essere alleggeriti. Sentito? Con la crisi i commercianti chiedono un sostegno e sperano che l'autonomia tanto attesa possa essere l'occasione perfetta anche per introdurre una normativa più semplificata per le piccole attività. Per questo io mi appello alla Regione. In caso di autonomia chiedo di introdurre una normativa più semplificata per la gestione delle nostre attività. E questo è un appello che lancio tramite Rete Veneta, che si prende sempre a cuore dei nostri problemi.